Gaetano Salemi, presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, questa sera al Teatro Costa Bianca con un evento teatrale dedicato, i cui proventi andranno al Lions per beneficenza. Sì, assolutamente. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ha risposto immediatamente, è presente alla proposta che ci è pervenuta da Antonella Monreale per concedere il nostro patrocinio all'iniziativa, alla rappresentazione teatrale di Anime e per essere presenti alla valida iniziativa. Lo scopo, tra l'altro, di questa straordinaria rappresentazione teatrale è anche benefico, perché una parte di quello che è il ricavato di questo spettacolo sarà devoluto alla fondazione di Lions Club International, e noi contribuiremo quindi in questo modo a dare più forza a quello che è il braccio operativo di Lions International per aiutare chi si trova in difficoltà e cercare di migliorare la vita di chi purtroppo non riesce a vivere nel migliore dei modi. Nella Monreale, Franco Sodano questa sera a Costa Bianca con l'esibizione del teatro Anime. Sì, stasera finalmente ci siamo. Abbiamo voluto fare un bel connubio, teatro e solidarietà, generosità, perché il ricavato della manifestazione stasera sarà devoluto ai Lions. I Lions che fanno parte pure loro della mia famiglia, essendo una delle colonne della Valle dei Templi Lions. Che dire, siamo felici, siamo contenti che finalmente sia arrivato questo 12 di agosto per poter donare un sorriso a chi ha di bisogno. Anime vuole essere un pretesto e non solo per dare voce a tutte le vittime di mafia che voce più non hanno e soprattutto per mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome della legalità e della giustizia, prima che la memoria corta di noi italiani insomma, li ponga su un piano diverso nel dimenticatoio. Ecco, bisogna tenere assolutamente vivida la linea di divisione tra la legalità e l'illegalità, tra la mafia e la gente per bene. Lo spettacolo di questa sera prevede qualche particolare? Tantissimi. Presenteremo figure come Falcone, Borsellino, Rita Atria, insomma tantissime. Non vogliamo anticipare tanto, ma c'è veramente tanta carne al fuoco. È uno spettacolo che abbiamo portato in diversi teatri d'Italia. Molti lo hanno definito un pugno nello stomaco o sullo stomaco per i contenuti fortissimi, perché uniscono realtà e recitazione. Una testimonianza notevole, diciamo, sì, fatti accaduti. Facciamo toccare con mano quello che è successo perché la facciamo proprio rivivere. Stasera tra l'altro ci sarà anche la presenza di Lea Gebbia. Lea Gebbia è la sorella di Filippo, ucciso per errore qua a Porto Empedocle durante la faida di tanti anni fa, e quindi ci sarà una testimonianza diretta che penso che anche questo sia veramente qualcosa di forte che vedrete stasera. Stasera con il presidente Lions Club Gaetano Salemi e con tutti i soci Lions ci sarà questa serata di beneficenza al Teatro Costa Bianca di Realmonte. Anime, che è scritto da Antonella Monreale e sceneggiato da Franco Sodano, tratta di mafia, ecco, di sensibilizzazione contro ogni tipo di mafia e soprattutto Anime dà voce a chi oggi non c'è più, agli eroi vittime di mafia che dobbiamo ricordare, perché la memoria è un patrimonio di tutti, va preservata in modo che certe bruttissime storie, pagine nere della nostra storia non possano più ripetersi. Questo è un comune che è va nella direzione della bellezza, questo lo diciamo sempre. Bellezza e soprattutto valori, bellezza e legalità, bellezza e servizio, come nel caso di specie con i Lions che faranno questa raccolta fondi per il bene e per il bene comune appunto e per il bello. Che dire, noi ci siamo, io l'ho detto più volte, Realmonte c'è, perché le nuove generazioni vanno educate e guidate verso appunto la legalità, verso la cultura, verso il rispetto del prossimo e il servizio.
perché non possano